Buongiorno, sono la dottoressa Virginia Carlini e sono il primario della pediatria di Schiavonia UNS 6. Oggi vi parlerò dei progetti inerenti a migliorare l'ambiente della pediatria. Noi accogliamo bambini da 0 a 18 anni, quindi una fascia di età estremamente ampia e quindi hanno esigenze e necessità diverse anche ambientali. Importante è l'ambiente è terapeutico non soltanto per i nostri bambini ma anche per gli operatori. Lavorare in un ambiente colorato, vivace, che ci metta di buon umore fa stare meglio tutti. E allora abbiamo le associazioni che ci stanno aiutando a produrre dipinti all'interno del reparto. In primis il progetto Coloriamo la pediatria che ci fornisce dei quadri innanzitutto, quadri che sono poi esposti nelle stanze dei ricoverati. Inoltre abbiamo anche dei dipendenti che ci stanno aiutando proprio a dipingere le mura del reparto e altro progetto che ci è fornito, che ci è supportato da un'associazione che è presente da sempre in questa pediatria è il progetto dell'arredo di una stanza ad hoc per gli adolescenti. Noi abbiamo ragazzi che arrivano fino ai 18 anni che hanno bisogno di un loro spazio anche per colloqui con i consulenti e quindi abbiamo arredato una stanza proprio per loro dove possono anche ricevere i loro amici nel momento in cui sono ricoverati per un periodo più o meno lungo. L'altra cosa che stiamo facendo sempre per migliorare l'ambiente della pediatria, per alleviare i periodi di ricovero di questi bambini, che pur sempre sono brevi, ma che hanno bisogno di essere comunque allietati in questo periodo, è il progetto con il robottino. L'abbiamo presentato qualche mese fa, abbiamo presentato questo progetto di robot in corsia che è in collaborazione col liceo scientifico Catani di Monselice e stiamo procedendo con interventi e accessi in reparto dove arrivano questi ragazzi del liceo con i robottini e collaborano proprio per i momenti ludici dell'attività di reparto.